spettatori, si ritorna naturalmente nella rubrica dei cuori solitari. Questa sera ho un'altra bella ragazza che è in cerca dell'anima gemella. Si chiama Corinne e ha 30 anni. Ciao Corinne. Ciao. Allora Corinne, tu sei praticamente rumena, giusto? Sì, Da quanto tempo è che sei a Trapani? da 3 anni. Da 3 anni. E da 3 anni praticamente sei stata sempre single. Sì, Fino ad oggi non hai trovato l'uomo ideale. no. E come dovrebbe essere questo uomo che tu vai cercando, questa anima gemella? Deve essere un uomo che mi rispetta e mi può offrire l'amore. Cioè quello che ti è mancato fino ad oggi? Sì. Tu vai guardando l'aspetto fisico in un uomo? No, a me non mi interessa aspetto fisico, mi interessa Il carattere. solo che dentro. Che dentro sia buono, Sì, che ti possa capire, sì. ti possa accettare per quello che sei, Sì. giusto? Corina, quanto tempo è che sei a Trapani stabilita? Da 2 anni. Da 2 anni. E lavori? Sì. Che lavoro fai? Lavoro con anziani. Assistente anziani. Sì, Sei separata? sì, Però sei completamente singolo. sì, Hai figli? sì. Che stanno con lui? No, sono con me, però a Romania con mia madre. Ho capito. Però qua a Trapani stai sola. Qua a Trapani sono sola. Sei sola. E vai cercando un uomo che appunto ti possa far compagnia. Un uomo che prima può accettare i miei figli. Certo, la prima cosa. Sì. Che E poi... lavori, lo vuoi che lavori naturalmente. Sì, Certo. Che abbia una posizione, Sì. che sia automunito, Sì. motorizzato. Va bene. Che cos'è che ti conquista in un uomo? La vera cosa che ti conquista? La cosa che mi può acquistare è che mi ama. Cioè? E mi può fare avere fiducia. Prima cosa è che mi rispetta. Esatto. E anche io lo rispetto, non Sì. è che voglio rispetto e io non offro la stessa cosa. Certo. Va bene Corinna. Un'altra cosa, quali sono i tuoi hobby? Come passi il tempo in una giornata quando non Il lavori? mio hobby è la bicicletta e musica. Vai in bicicletta. Sì, C'è la bicicletta naturalmente. sì. Quindi quando hai tempo libero a disposizione Quando- ti fai una bella passeggiata. Sì, quando ho un po' di tempo libero Fai ciclismo. Sì, faccio La musica ti piace naturalmente? Sì. Ti piace andare a ballare? Sì, Va bene. Per cui amici telespettatori, state conoscendo Corinne, 30 anni, rumena che si è stabilita qui a Trapani, che è in cerca del suo uomo ideale. Lei va cercando un uomo tranquillo, serio, che la possa accettare per quello che è, soprattutto un uomo serio e lavoratore. Dico bene? sì. L'età, parliamo dell'età di quest'uomo. Tu hai 30 anni, quindi che età dovrebbe avere approssimativamente? 35, 40? Non ha importanza. No, Anche è un uomo di importante. 50 anni saresti disposto ad Sì, accettarlo? basta che mi rispetta Certo. e io lo rispetto. Certo, Per me basta quello che è dentro, no fuori. certo, certo. Questo mi L'aspetto interessa. fisico per te non ha importanza, ha No. importanza praticamente l'uomo come è dentro, come si Sì, comporta. sì. Perché ci sono molti uomini che ti fanno soffrire, magari come aspetto fisico saranno bellissimi e poi magari ti fanno Sì, soffrire. sì, già ho passato questo. Certo.
guardando Corinne, vedete è una bella ragazza, sistemata, ha 30 anni, è ancora nel fiore della gioventù, sta cercando un uomo per sistemarsi per il resto della sua vita. Per tutti quelli di voi che volessero contattarla personalmente non potranno fare altro che chiamarla al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. E chiamate perché Corinne è disposta a frequentarsi, insomma, per cercare di finalmente trovare l'uomo della sua vita. Corinne, in questo momento sei in collegamento con i telespettatori, ti stanno guardando in TV e sicuramente si aspettano qualcosa che tu dica, insomma, qualche messaggio particolare, non lo so. Vuoi rivolgerti a loro guardando la telecamera, dicendo magari, non so, un pensiero, qualcosa? Che posso dire? Aspetto un uomo che mi rispetta e io a rispettarlo. Un'altra cosa non posso dire, solo che voglio amore, voglio dare amore per quello che mi vuole. Perfetto. Avete sentito, amici telespettatori, per cui se siete intenzionati a conoscere Corinne, chiamate al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente. Ciao. Ciao ciao.